Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza nel corso della quale vi racconteremo tutto ciò che sta accadendo o che è accaduto nelle ultime ore nella nostra regione. Partiamo da Bassano del Grappa, dove si sta stringendo il cerchio attorno alla baby gang che ha imperversato in città nell'ultimo periodo. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da Mirko Cavallin. Buongiorno da Bassano del Grappa con Renzo Rigon alla parte tecnica, con me l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo. Pochi giorni fa il sindaco Nicola Finco, come vi abbiamo già documentato, ha incontrato il prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri in merito alla baby gang, ai Maranza, chiamatoli come volete, che hanno imperversato nelle scorse settimane, negli scorsi mesi a Bassano. Il capo di questa banda aveva già dei provvedimenti a proprio carico, provvedimenti che, assessore mi conferma, sono in fase di ulteriore restrizione, cioè gliene arriveranno altri a lui e al resto della banda. Il questore è informato di tutto, sappiamo esattamente chi sono e come si muovono, tant'è vero che il bar dove sappiamo si sono abituati a trovarsi verrà a breve intercettato per un provvedimento articolo 100 per la somministrazione alcolica ai minori e questo è già un primo passo. La notifica del divieto di accesso ai locali pubblici del centro storico verrà quanto prima notificato al soggetto. Spiace considerare che questi ragazzi puntino tanto sulla loro minore età per sentirsi impuniti. Non è così, non sarà assolutamente così. Stiamo registrando tutto, stiamo caricando ogni loro singola identità dei loro atteggiamenti e tra poco ci saranno anche quella che io chiamo rese dei conti piuttosto dolorose. È spiacevole considerare che il profilo educativo di questi soggetti è rasente lo zero. Io considero non certo una sconfitta da parte della città di Bassano, ma di sicuro è priorità mia, del sindaco, di questa amministrazione in particolare, di garantire la tranquillità del territorio bassanese. Quindi c'è solo da aspettarsi che questi soggetti verranno non certo catechizzati, non è più il tempo di catechizzare, ma verranno chiamati alle loro responsabilità quanto prima. Ecco, ricordiamo solo ancora tutti minorenni, non di molto, ma insomma comunque sotto i 18 anni. Insomma, il loro fascicolo sembra diventare abbastanza grosso, no? Sono soggetti che hanno deciso di prendere questa strada di nulla facenti e di grande anarchia all'interno del territorio. Questo non è accettabile. Quindi il controllo, la prevenzione la stiamo in qualche modo garantendo, tant'è vero che sappiamo esattamente dove si trovano e come si muovono. Si tratta solo di tirare le somme di quanto già abbiamo ampiamente individuato per chiamarli alle loro responsabilità, loro e arrivo a dire e le loro famiglie. Ecco, su questo ovviamente si attendono le decisioni del questore che dovrà firmare i provvedimenti. Negli ultimi giorni direi, assessore, che la situazione comunque si è tranquillizzata, forse dopo che le maglie si sono strette intorno a loro. Ecco, le maglie si sono strette e arriviamo al dunque, perché non voglio lasciare a questa città il dubbio che non abbiamo la priorità della sicurezza. Rimane il rammarico, lei ha detto educazione che rasenta lo zero, rimane comunque un rammarico a livello di comunità sul fatto che questi giovanissimi siano in queste condizioni. Ci sono arrivati con molta determinazione e noi dobbiamo dimostrare che l'educazione vale prima di tutto. Se ci fossero stati dei segnali o se ci fossero in futuro dei segnali di ravvedimento, siamo sicuramente pronti a raccoglierli, ma di sicuro non li vogliamo pretendere. Questa è la situazione e le risposte arriveranno quanto prima. E allora su questo ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Ringrazio l'assessore alla sicurezza di Bassano Alessandro Campagnolo. Renzo Rigon alla parte tecnica. Da Bassano è tutto, a voi.
E grazie a Mirko Cavallina. Dunque, pugno duro contro le baby gang a Bassano, in arrivo provvedimenti esemplari per quello che riguarda invece Venezia, dove, come sapete, sono attive diverse bande di borseggiatori. Qualche tempo fa avevamo dato notizia di come alcuni di questi borseggiatori avessero denunciato ai carabinieri i cittadini che li avevano fermati. Si era arrivati a questo paradosso. Adesso invece è stata presa di mira Monica Poli, la nota Lady Pickpocket, avversaria dei borseggiatori, la quale è stata attaccata su alcuni volantini anonimi apparsi in alcune zone di Venezia, nei quali è scritto: signora Monica Poli, lascia stare Venezia che ha distrutto tutti gli affari di Venezia Mestre. Solo per il proprio interesse, si legge in questo volantino, ha guadagnato somme di centinaia di migliaia di euro da TikTok, Instagram e Facebook e YouTube, ha istigato troppo alla violenza. Noi siamo investitori di Venezia, conclude il messaggio, ha distrutto i nostri affari per il suo interesse. Se i turisti non vengono più, si distruggeranno molti affari, molti andranno in bancarotta. Come dire, dare pubblicità a quello che avviene in città. Si rischia che arrivino meno turisti. Monica Poli ha denunciato la cosa ai carabinieri. Ed ora andiamo a Padova, dove un ex chef padovano è finito dietro le sbarre a San Francisco dopo aver rapinato 3 ristoranti in una notte. È originario di Este, l'ex chef che ha seminato il panico a San Francisco, rapinando 3 banche in poche ore. Si tratta di Valentino Luchin, 62enne che da decenni si è stabilizzato in California, dove è conosciuto per la sua attività nei ristoranti della città. Il padovano si trova ora dietro le sbarre, in attesa di processo. Secondo la polizia, tutto è iniziato intorno a mezzogiorno del 10 settembre, quando un uomo è entrato in una filiale di Grant Avenue, nel cuore di Chinatown, consegnando a un'impiegata un biglietto con la richiesta di consegnare il denaro. Pochi minuti dopo, altre 2 rapine con lo stesso modus operandi sono state segnalate nel Central District, tra Union Square e il lungomare. A incastrarlo sono stati i racconti dei testimoni e le telecamere di sorveglianza. Gli agenti, raccolti gli indizi, hanno rintracciato Luchin nel suo appartamento poco distante e lo hanno arrestato senza incontrare resistenza. Non è un volto nuovo per le forze dell'ordine locali. Nel 2018 era già finito in manette per un colpo simile a Orinda, sempre nella Bay Area. Un passato da executive chef in ristoranti rinomati come Rose Pistola di North Beach, poi il declino economico e la chiusura del suo locale, Ottavio, nel 2016. Un crollo personale che ora si intreccia con accuse gravi e un nuovo capitolo giudiziario. E proprio alla prefettura di Padova è stato anticipato il comitato sulla zona rossa, per la quale è stato deciso il rinnovo. Sentiamo dove ci aggiorna in diretta Valentina Visentin con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno dalla Prefettura di Padova. Di solito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica viene di mercoledì, ma è svolto questa mattina ed è durato appena una ventina di minuti, quindi una riunione molto breve che ha riunito come sempre i rappresentanti di Palazzo Moroni, quindi con il sindaco Sergio Giordani, l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, il comandante della polizia locale e tutti gli esponenti delle forze dell'ordine insieme al prefetto Giuseppe Forlenza. È stata così deciso il rinnovo della zona rossa, non sarà più all'Arcella, questa è la novità più importante, ma la zona rossa tornerà in stazione, un'area ridotta rispetto a quella di febbraio quando c'era stata la prima sperimentazione, ma la zona rossa in stazione riguarderà una zona delimitata a 3 grandi linee che sono via D'Avanzo, via Le Codalunga, via Tommaseo e via Goldoni e via Annibale da Bassano. Sarà in vigore dal 18 settembre al 18 dicembre del 2025 questa nuova zona rossa, ha detto il prefetto in una nota stampa. È stata decisa dopo aver esaminato i risultati conseguiti con le precedenti zone rosse e facendo seguito ovviamente alla tipologia di interventi registrati dalle forze dell'ordine e alle segnalazioni dei cittadini avvenute in questi mesi. I dati che hanno analizzato durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica hanno appunto
Dall'avvio della sperimentazione risultano controllate 24.333 persone, adottati 58 ordini di allontanamento per violazione dell'ordinanza prefettizia e 28 nei confronti di soggetti che avevano già precedenti concernenti reati di stupefacenti. A conferma, ha detto il prefetto, di questo provvedimento risultano appunto arrestate 23 persone e sono stati sequestrati anche 3 kg di eroina, mezzo chilo di cocaina e 4 kg di hashish durante i controlli della cosiddetta zona ad alto impatto. Zona rossa che è stata anche al centro ieri di un'accesa discussione in Consiglio Comunale a Padova, una mozione presentata dalla maggioranza per bocciare questo provvedimento riguardava la discussione e soprattutto la preoccupazione per la zona rossa dell'Arcella. Sentite com'è andata. Il Consiglio Comunale vota contro il rinnovo della zona rossa a Padova, una mozione presentata dalle consigliere di Coalizione Civica Marta Nalin e Chiara Gallani e che ha creato un forte dibattito durante la seduta del Parlamentino di Palazzo Moroni con un acceso botta e risposta tra maggioranza e opposizione. La mozione era stata promossa nei mesi scorsi quando era stata istituita per la prima volta la zona rossa in stazione, ma è stato il caso dell'Arcella a far esplodere la polemica in città, coinvolgendo anche cittadini e commercianti. Per Nalin e Gallani della maggioranza si tratta di un fallimento della destra. La destra ha clamorosamente sbagliato e non ha minimamente ascoltato il territorio, non ha ascoltato le associazioni, non ha ascoltato i commercianti, non ha ascoltato i cittadini. Io sono tra quelle persone che, come tutti noi qua, le ascoltano i cittadini e su questo tema che devo dire, come tutti i temi che ci capitano, e su questo ahimè sono stata raggiunta, e questa cosa mi ha colpito, quindi magari ve la condivido, invece da molte proteste. Dall'opposizione la replica con Fratelli d'Italia e Lega, con Enrico Turrin ed Eleonora Mosco. Non è vero che si libera e che si limita la libertà personale. Non è vero che si limita il diritto di camminare o circolare per il quartiere. Ci sono delle misure limitative a quelle persone che si sono macchiati di determinati reati o che hanno subito determinate condanne. Non posso che manifestare la mia totale contrarietà quando ho sentito definire le zone rosse come una punizione verso un quartiere o una punizione verso i cittadini per bene. Perché la sicurezza, che è quello che chiedono i padovani ormai da tanti anni, è un diritto. La mozione alla fine è passata incassando tutti i voti favorevoli della maggioranza, nonostante l'astensione del Presidente del Consiglio Comunale Antonio Foresta. Raccolta firme dei commercianti che è arrivata fino al Presidente della Repubblica, che ha detto chiaramente a tutti e tutte come uno strumento di questo tipo non serve minimamente per garantire più sicurezza, ma anzi cala uno stigma sul quartiere come una scure che danneggia per l'appunto gli affari e danneggia chiaramente il buon nome di quel quartiere. E questo provvedimento quindi è frutto esclusivamente di una propaganda, di un tentativo di militarizzare il territorio da parte del governo. Contraria invece la minoranza di centrodestra, a cui si sono aggiunti gli esponenti del gruppo misto. Il dibattito è stato acceso in questi mesi e anche il sindaco Giordani, che nei giorni scorsi aveva detto di essere d'accordo alla conclusione della zona rossa dell'Arcella, ha votato insieme alla sua maggioranza. Avete sentito dunque come è andato il Consiglio Comunale, e c'è anche la nota, e ovviamente si discuteva, la mozione era prettamente incentrata sulla possibilità di un rinnovo della zona rossa nel quartiere Arcella. Invece come vi abbiamo detto la nuova zona rossa ritornerà in stazione, ma è arrivata anche poco fa la nota del sindaco Giordani dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La mia posizione sul punto è nota e ho avuto modo in più occasioni di spiegarla ampiamente in questi mesi. Un grazie alle forze dell'ordine tutte che svolgono in tutta la città e ogni giorno un grande lavoro. Da parte nostra, anche per competenze specifiche, ci impegneremo come sempre e sempre di più su quello che riteniamo siano i pilastri fondamentali e irrinunciabili per offrire una completa e duratura sicurezza alla città. Prevenzione, inclusione sociale, cura dei giovanissimi con attività specifiche, attenzione a mantenere alta la vivacità dei quartieri con molte attività vicine
vicinanza e sostegno alle marginalità estreme e a chi ha meno. Questo il commento del sindaco Sergio Giordani dopo la nuova zona rossa stabilita dal prefetto nella zona della stazione. Da Padova tutto, ovviamente su questa vicenda torneremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. La linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentina, Cristian Rocchi Agliende. Dunque il ritorno della zona rossa nell'area della stazione di Padova a partire dal 18 settembre. Noi ora ci trasferiamo nel Trevigiano perché torna l'incubo dei furti in abitazione, in particolare in comune di Maserata, dove si trova per noi in questo momento Francesca Bozza con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto, perché ci sono state diverse razzie, soprattutto a Candelù, non è vero Francesca? Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Siamo infatti a Candelù di Maserata, esattamente tra via Cesare Battisti e vicolo Cesare Battisti. È qui che sono entrati in azione ieri sera i ladri. Parliamo di sera perché erano circa le 20:30 e dunque quando le famiglie si riuniscono è ora di cena e quindi quando le persone sono all'interno delle proprie abitazioni, e nemmeno questo ormai l'abbiamo imparato, ferma i ladri sempre più spregiudicati. Ed era in casa l'anziana proprietaria dell'abitazione presa di mira. I ladri hanno hanno tolto una finestra del peso di circa 3 quintali e il rumore ha allertato l'anziana signora, che ha immediatamente avvertito i familiari, da qui un tam tam anche tra i vicini, e un vicino, ci raccontano, ha esploso 7 colpi con una scacciacani che di fatto hanno messo in fuga i ladri, scappati poi, erano 2 uomini scappati poi tra i campi che circondano, come state vedendo anche dalle immagini di Nicoletta, tutta questa area, quindi una facile via di fuga per i malviventi. L'anziana signora, 75 anni, chiaramente è ancora sotto shock, l'abbiamo raggiunta al telefono ma non se la sente assolutamente di parlare, lo spavento è stato tanto, in quell'occasione ha avuto anche un malore, quindi comprensibilmente possiamo capire questa sua riservatezza. Certo è che lo aveva annunciato domenica in diretta Cristian Demma, con la fine delle vacanze estive e l'arrivo della nuova stagione, dell'autunno e quindi del buio che arriva prima, dobbiamo prepararci purtroppo, come vi raccontiamo ormai periodicamente, ad un incremento dei furti. Certo è che l'esasperazione dei cittadini è tanta, ci dicono ho lavorato un'intera vita per costruirmi quello che ho e poi magari arriva qualcuno che mi porta via tutto, mi fa dei danni ingenti. Esasperazione che porta poi a dei gesti come quanto accaduto a Oderzo, dell'aggressione al ladro buttato giù dal terrazzo, o appunto qui in questo caso l'uso della scacciacani per allontanare i ladri. Questo chiaramente accende anche il dibattito dell'opinione pubblica. Certo è che l'esasperazione, la preoccupazione dei cittadini è tanta, quello di non potersi sentire sicuri nemmeno nella propria abitazione, nemmeno all'ora di cena. Se non hai domande, Filippo, da Candelù è tutto, io ti restituirei la linea. Grazie a Francesca Bozza in collegamento da Maserata e a Nicoletta Rizzetto. Ora parliamo di un altro problema che purtroppo continua a verificarsi e a colpire la nostra regione, quello degli infortuni sul lavoro. Andiamo a Vigonovo, quindi al confine tra le province di Venezia, dove si trova per l'appunto Vigonovo, e Padova, dove si trova per noi Anna Maria Parisi per raccontarci purtroppo di un incidente sul lavoro dall'esito mortale. A te la linea, Anna Maria. Buongiorno Filippo, e da questo piazzale, da via del Lavoro 85 a Tombelle di Vigonovo, ieri sera ha perso la vita un altro operaio. Si chiamava Stefano Bottaro, aveva 61 anni, era già in pensione, però aveva deciso di tornare a lavorare perché aveva, era per via della perdita della moglie avvenuta soltanto da poco tempo, e quindi per non restare da solo a casa travolto dai ricordi e dai pensieri era venuto a lavorare, dove invece Stefano Bottaro, a 61 anni soltanto, è morto travolto da un transpallet elettrico caduto da un camion durante le operazioni di scarico qui alla MC Transpellet. Era già in pensione, diceva, ma dopo aver perso la moglie aveva scelto di tornare al lavoro, un modo per colmare quel vuoto e per continuare a dedicarsi a ciò che amava, i
camion, la sua grande passione. Qui tra i mezzi e i colleghi Stefano aveva trovato ancora una ragione per alzarsi ogni mattina dal letto, ci hanno raccontato, ma proprio qui il destino lo ha tradito, il traspellet lo ha schiacciato. Immediati i soccorsi, i vigili del fuoco, sanitari del 118, persino l'elisoccorso, trasportato all'ospedale di Mestre. Le ferite erano troppo gravi, poche ore dopo non ce l'ha fatta. La sua morte apre ancora una volta le ferite delle cosiddette morti bianche, storie di uomini che escono di casa per lavorare e poi non vi fanno più ritorno. Ora saranno i tecnici dello Spisal con le forze dell'ordine incaricati delle indagini capire che cosa effettivamente è successo e perché Stefano non c'è più, è andato a lavorare, non è più tornato a casa. E sgomenta anche l'intera comunità con il sindaco Luca Martello. Non si può continuare a morire, ha detto, per andare al lavoro, andando al lavoro e stando al lavoro, che si faccia subito chiarezza. Così il primo cittadino. E da qui, da via del lavoro 85 è tutto, con la parte tecnica di Francesca Pezzerlina, per tornare allo studio. Grazie Anna Maria Parisi e Francesca Pezzo per questo aggiornamento da Vigo Novo. Purtroppo un'altra vittima sul lavoro nella nostra regione. Intanto è stato arrestato i giorni scorsi, rinchiuso in carcere con l'accusa di tentato omicidio, il 24enne accusato dell'accoltellamento di una turista tedesca in vacanza a Sottomarina. È stato ritrovato dai carabinieri il casco usato durante l'aggressione. È in carcere con l'accusa di tentato omicidio il 24enne indagato per l'accoltellamento di una turista tedesca in via Vittor Pisani a Sottomarina. I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Venezia nei confronti del giovane che 24 ore dopo il fatto era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Chioggia a seguito di un accertamento sanitario obbligatorio disposto dal sindaco Mauro Armelao. Ora il passaggio in carcere. Non è una cosa così semplice da ottenere, un'ordinanza di custodia cautelare vuol dire che delle prove a carico di questo sospettato ci sono fondate, il GIP non firma sicuramente un'ordinanza su ipotesi che potevano fare comunque i militari o comunque le forze di polizia. L'aggressione ha scosso profondamente Chioggia e non solo. La giovane turista era stata raggiunta da 16 coltellate mentre portava a passeggio il cane. Solo il provvidenziale intervento di alcuni passanti aveva, secondo gli inquirenti, scongiurato il peggio, facendo fuggire a piedi l'aggressore. Lei scappa via verso questa via Spucci, non so come si chiama questa via. È detto l'uomo col casco è magro, ma per il viso non ha visto niente. Le ricerche degli inquirenti di un uomo col casco avevano portato alla casa dell'indagato. Ecco il fratello e la zia il 3 settembre, 2 giorni dopo l'aggressione e poco dopo l'arrivo dei carabinieri. Ho fatto un po' di domande a mia mamma, un po' a mio fratello e hanno perquisito la camera, dopo si sono scusati e sono andati via. Lui non ha un casco integrale. Non l'ha mai avuto il casco integrale. Nel comunicato col quale i carabinieri di Chioggia annunciano l'arresto del 24enne avvenuto il 12 settembre, si parla anche del ritrovamento nell'abitazione del casco indossato al momento dell'aggressione, che, si legge, assieme a dichiarazioni di testimoni e filmati di videosorveglianza, avrebbero consentito di raccogliere in tempi brevi gravi indizi di colpevolezza. Finché non ci sarà una sentenza di condanna, si deve parlare di presunto colpevole. Ecco, io ci tengo a ribadire questo, comunque massima fiducia nelle forze di polizia, nell'Arma dei Carabinieri in questo caso, e massima fiducia, senza ombre del dubbio, anche nei confronti della magistratura. Torniamo a parlare di ladri e di razzie in appartamenti a Roncade. I ladri prima hanno forzato l'ufficio di una cantina, ma visto il magro bottino hanno ritentato in un'abitazione poco lontano. Partiamo da qui perché probabilmente cercavano la videosorveglianza, invece sono stati ripresi da una rete di fototrappole. Che poi tra l'altro sembra che una sia anche una donna. Vedi, questa qua ha un modo... Guarda com'era, vedi, con i guanti, con il passamontagna, uno zainetto, 1, 2, 3,
Cercavano l'impianto di videosorveglianza ma non sapevano che invece a riprenderli c'era una rete di fototrappole. Ladri in azione in via Boschi a Roncade lungo la strada per Catron. I tre, molto probabilmente autori già di un precedente furto ma con un magro bottino, avevano pensato di ritentare forzando questa abitazione recentemente ristrutturata per diventare una casa vacanze. Me ne sono accorto questa mattina dall'allarme che mi è arrivato con le fototrappole, e dove si vede che dalle 3:06 di questa notte sino alle 3:35, 3:40 tre individui sono entrati, hanno forzato una finestra, 2 porte, facendo danni inutili. L'idea delle fototrappole era partita per controllare le razzie delle volpi, ma poi Giorgio Baccarolo ha pensato bene di aggiungerne per il controllo perimetrale di tutto l'edificio. Ma mentre lui arrivava da Treviso, dove abita, la banda nel frattempo era sparita, portandosi via un altro magro bottino e spaccando una delle fototrappole, non sapendo che le immagini nel frattempo erano già state inviate. Hanno fatto soltanto danni, non hanno portato via nulla, anche perché che cosa porti via? Si hanno portato via solo 5 bottiglie di vino. Ora Giorgio Barcarolo punta ad identificare i malviventi. Adesso queste le ho richieste in alta definizione, in modo tale che le fornirò in alta definizione ai carabinieri. E sempre a Roncade, ladri in cantina attorno alle 2 di notte in un'azione fulminea hanno sfondato una finestra, forzato un armadietto blindato, messo fuori uso il sistema di sorveglianza. Forse un colpo studiato anche attraverso le immagini di un drone. Mi aveva molto incuriosito questo drone che a 00:30 l'altra notte sorvolava l'azienda, cioè non aveva una rotta definita, era lì che girovagava. Il drone di mezzanotte per dei ladri tecnologici in azione in questa cantina è via Pantiera a Roncade. Avevano certamente fatto un sopralluogo tecnologico per decidere di forzare questa finestra nascosta dalle cisterne ma che porta direttamente agli uffici. Tecnologici ma anche forniti di tutto punto, stando ai danni che hanno procurato all'azienda. Una telecamera in mano perché questi ladri sono veramente professionisti. Sono talmente professionisti che sono riusciti a disattivare tutto l'impianto di videosorveglianza in un batter d'occhio. Sono telecamere di ultima generazione e rimango quasi allibito di questa capacità. Mazze per ridurre così i vetri a doppio strato, cacciaviti utilizzati come pugnali per mettere fuori uso le fotocellule, fino all'armadio blindato, probabilmente vero obiettivo dei banditi. Hanno usato un flessibile, hanno ritagliato la sezione adiacente alla serratura e praticamente anche lì io per arrivare in azienda ci ho messo 10 minuti al scattare dell'allarme assieme alle forze dell'ordine, non c'era già più nessuno e già tutto fatto. Vista la velocità evidentemente tutto era stato pianificato tranne il contenuto del forziere dove c'erano solamente dei documenti aziendali e poco contante, visto che oramai le transizioni si fanno tutte col POS. I danni sono ingenti, se dobbiamo quantificare l'impianto di videosorveglianza, l'impianto d'allarme che è stato divelto, il bottino di qualche centinaio di euro che era quello che si usa in cassa nella gestione aziendale, sì, i danni sono ingenti. Stando ad una stima sommaria si parla di almeno 20.000 euro di danni. Per questo Gianluca Giacomin, riprendendo un appello già lanciato ai nostri microfoni da Valerio Nadal, chiede un sostegno alle istituzioni. Ci sono dei bonus nazionali che altre regioni sono riuscite a elargire alle piccole realtà come la nostra, portando un piccolo contributo giusto per riuscire ad ammodernare quello che è l'impianto di sicurezza dell'azienda. A Vicenza invece è stato arrestato dalla questura un 29enne algerino che aveva tentato di introdursi in un'abitazione privata. Per noi Luisa Bertini con Simone Squarcina insieme all'ex sindaco Francesco Rucco che rilancia il tema dei vigili di quartiere. Si è concluso con l'arresto da parte degli agenti della questura di un uomo 29enne straniero che aveva tentato di introdursi in un appartamento privato. Vittima ma anche protagonista della disavventura una residente del quartiere Santa Bertilla dove ci troviamo adesso, che ha sentito dei rumori in prima mattina e si è recata nella stanza trovandosi di fronte l'uomo che aveva forzato la finestra e stava
tentando di entrare. A quel punto la donna ha chiamato prontamente gli agenti che sono intervenuti trovando l'uomo ed arrestandolo nel giardino condominiale. Si tratta di un 29enne algerino con precedenti per reati legati allo spaccio e contro il patrimonio, non in regola con i documenti di soggiorno, e all'esito dell'udienza di convalida è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di firma per 3 giorni alla settimana. Non solo, il questore Francesco Zerilli, il questore di Vicenza, sta anche valutando l'adozione di misure di prevenzione a carico del responsabile del reato. Ma questo è solo uno degli episodi di cronaca. A parlarne siamo insieme a Francesco Rucco, l'ex sindaco, che torna su un tema particolare che è quello dei vigili di quartiere. Ma è evidente che in tutti i quartieri della città questi fatti di cronaca si stanno reiterando, si stanno ripetendo. Manca un capillare controllo del territorio da parte delle forze della polizia locale, poco presente in questo momento, a supporto anche delle forze dell'ordine. Chiediamo che il sindaco, come delegato alla sicurezza, intervenga immediatamente per ripristinare i turni nei territori e nei quartieri, perché il vigile di quartiere di fatto non sta funzionando, perché andare nei quartieri su preavviso in fasce orarie determinate, sono di fatto 2-3 ore a quartiere per ogni settimana, è poco efficace. Bisogna essere più capillari nei controlli e più efficaci. Dall'altra parte queste persone, questi sbandati stanno reiterando azioni. Capite bene che un obbligo di firma non impedisce a questa persona già domani mattina di tornare a cercare di intrufolarsi in qualche altra abitazione. Quindi sono anche le norme che devono essere applicate in maniera sicuramente più restrittiva e efficace. Ecco, io ringrazio Francesco Rucco per essere stato con noi. E noi invece andiamo a Oderzo, in cui continua a far discutere in questi giorni la vicenda del 38enne che, sorpresi i ladri sul terrazzo di casa, li ha scaraventati giù per difendere la famiglia. Il sindaco di Oderzo sta dalla sua parte. È impossibile che abbia la lucidità di misurare l'esatta reazione, e quindi quando si dice che la reazione deve essere proporzionata all'azione, all'offesa, si dice qualcosa di, secondo me, impossibile, perché se io vedessi una persona dentro casa mia non è che posso, non riuscirei a fare i calcoli, a ragionare, a chiedergli se è armato o non è armato. Quindi se posso elimino il pericolo come posso. Per la sindaca leghista di Oderzo non ci sono dubbi, e le sue parole da prima cittadina sono destinate a far discutere, anche se tutto il centrodestra in questi giorni è unito in un coro unico a favore del 38enne camionista romeno, in Italia da quasi 20 anni, che giovedì sera, scoperti 3 ladri sul terrazzo di casa col Francui, non ci ha pensato 2 volte prima di scaraventarne uno giù a 3 metri di altezza, facendolo scappare assieme agli altri 2, a loro volta malmenati e sorpresi dalla furia dell'uomo. I carabinieri sono ancora sulle tracce della banda. Nel frattempo sui social il caso è diventato virale. Giusto o sbagliato, e soprattutto quanto pericoloso reagire così? Una moglie e 3 figlie piccole da difendere, così Livio Petrei ha raccontato di aver reagito distinto. Per Scardellato è inevitabile. Io ritengo che quando una persona ha la propria intimità, la propria proprietà, la propria casa violata, abbia diritto di difendersi. Una piaga, quella dei furti in casa, che da anni alimenta il dibattito sulla legittima difesa. Non so che conseguenze abbia avuto, non so anche che cosa ha rischiato, perché se questo invece fosse stato armato avrebbe rischiato lui la sua vita, ma non sappiamo neanche cosa sarebbe successo se lui non li avesse fermati. Per cui quando una persona vede in pericolo se stessa e i propri cari, reagisce per difenderli, e come reagisce? Secondo me questo significa che la difesa è sempre legittima. Ora Conco per l'ultimo saluto a Stefano Angonese. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, ricordando tutto l'amore che ha circondato questo ragazzino strappato troppo presto alla vita. Ancora un istante, vedremo. Lutto cittadino a Lusiana Conco in segno di rispetto per la famiglia di Stefano Angonese in questa difficile giornata del funerale. Una tragedia che da una parte ha sconvolto la comunità straziata per la perdita di questo ragazzino, dall'altra ha unito ancora di più la stessa comunità.
Io credo davvero che l'amore vince, no? È più forte del dolore, è più forte di tutto, e quindi certamente la famiglia sentirà che tutti i concittadini sono vicini a loro, a partire dai ragazzi, dagli amici di Stefano e poi tutti quanti. Non ci sono parole, ovviamente, non c'è nulla da dire, però siamo qua anche oggi tantissimi, come potete vedere, e tutti con questo grande pensiero che abbiamo un altro angelo in paradiso che pensa a noi. È fondamentale la presenza della scuola che frequentava Stefano per aiutare i suoi compagni e le sue compagne a superare insieme un dolore così grande. Oggi è il giorno per stringersi attorno a Stefano e alla sua famiglia, per far sentire tutto il calore possibile, tutta la condivisione possibile, e da oggi anche è il giorno oggi anche per iniziare a trovare il modo per far nostra la testimonianza e un po' l'eredità di questo ragazzo giovanissimo che però già aveva conquistato moltissime persone con grande curiosità, interesse, capace di grandi amicizie. Ecco, io ho sentito dei ricordi da parte dei compagni di classe e in generale dei compagni della sua scuola molto significativi e molto belli. Di questa bellezza dobbiamo fare tesoro. E per l'appunto la comunità e i giovani dovranno portare avanti l'eredità lasciata dal piccolo Stefano, è stato detto nel corso della cerimonia funebre. Una chiesa e una piazza di Conco gremite per l'ultimo saluto al piccolo Stefano Angonese, ucciso da un'auto a poche decine di metri dalla sua casa a Tortima, dove viveva con i genitori e il fratello Samuele. Presente una comunità intera, gli amici, le amiche, i parenti, insegnanti, compagni e compagne di scuola, tutte quelle persone che hanno conosciuto la sua grinta, la sua vitalità, quel sorriso che mancherà a ognuno. Una folla commossa che attraverso le parole di Don Luigi Bortignon, visibilmente scosso per la scomparsa di questo ragazzino, ha semplicemente voluto ringraziarlo per il fatto di essere stato parte della comunità, anche se solo per poco, solo per 13 anni. Te ne sei andato, caro Stefano, in una domenica di fine estate, lasciandoci tutti senza parole. La corsa della tua vita, possiamo dire appena cominciata, è stata interrotta bruscamente e tragicamente. Stefano, grazie per come sei stato dentro la vita. Grazie per come hai amato la vita e per come l'hai vissuta. Quella serenità che l'ha caratterizzato da sempre l'ha portato ad avere un mare di amici veri. La morte non cancella la vita, ma in un certo senso la trasforma. Ti ha preso per mano, sì, ma non ha portato via ciò che hai lasciato. È come se la tua vita fosse un seme che è germogliato nei cuori di chi ti ha conosciuto. Maio, ci mancherai, ti vogliamo bene e quando sentiremo dei temporali sapremo che starai scoppiando dei petardi. Caro Maio, vola alto. E toccanti le parole di papà Moreno e del fratello Samuele. Quando venivi da me per lei consigli e io ti ridavo e tu mi rilasciavi con un bel abbraccio. Quanto mi manca quel bel abbraccio. Ti saluto Stefano, sappi che non è mai un addio, ma è sempre un arrivederci. Tanto dolore perché tanto l'amore che ha circondato questo ragazzino strappato troppo presto alla vita. È emozionante il momento in cui i suoi amici e le sue amiche si sono riuniti attorno a Stefano, lasciando la loro firma sulla bara perché il loro legame resti per sempre. Un sorriso che resterà impresso nella comunità e quei palloncini liberati nel cielo, quasi ad accompagnare il piccolo Stefano nel suo nuovo viaggio. Stefano, fai buon viaggio. Un pensionato triestino è stato truffato online per un totale di 104.000 euro ed è stato indotto tramite raggiri ad effettuare una serie di operazioni di trading. Naturalmente il fatto è stato denunciato ai carabinieri. È stato adescato attraverso WhatsApp con la promessa di guadagni assicurati ed ha finito per rimetterci 104.000 euro dal suo conto corrente personale. Non la classica truffa con telefonata, finto incidente e complice che si presenta poi per il prelievo alla porta di casa, bensì un sistema truffaldino tutto in rete che ha messo in ambascio un pensionato di 78 anni residente a Trieste in salita di Contovello ma originario di Gorizia. L'uomo stava navigando su alcuni siti web di investimenti finanziari quando è stato
contattato tramite la rete di messaggistica e indotto tramite artifici e raggiri sofisticati quanto apparentemente rispondenti a società serie e qualificate a effettuare una serie di operazioni di trading online da rendimento che veniva assicurato come sicuro e conveniente. L'uomo, finito nel vortice emotivo di un lauto guadagno potenziale, ha dunque fornito le credenziali di accesso ai propri conti correnti bancari, permettendo in tal modo a ignoti di effettuare movimenti di denaro su conto correnti di società estere per un totale di 104.000 euro. La denuncia relativa al complicato caso di truffa informatica è stata fatta alla stazione dei Carabinieri di Barcola. Con quel fisico non sembra che tu faccia danza. La frase è stata pronunciata a Casier da un insegnante ad una piccola ballerina di 10 anni. A denunciare l'accaduto la maestra di ballo della bambina. La bambina, dopo che ha finito il suo pianto, mi ha confessato e mi ha detto: maestra, ogni volta che noi usciamo dobbiamo essere educati e non dobbiamo rispettare delle regole, però poi in giro ci sono persone che ci dicono determinate cose che non vanno bene. E quindi io mi sono sentita anche appunto responsabile di questa cosa, perché gli educatori sono prima di tutto responsabili di questi bambini che abbiamo tutti i giorni in sala. La bambina di cui parla Rosita Noviello è una sua allieva di 10 anni che qualche giorno fa era insieme a lei e alla sua scuola di danza ad un evento sportivo. Dopo aver fatto un giro con alcune compagne, la piccola ballerina è tornata in lacrime dalla maestra, raccontandole a fatica quanto le era stato detto da un'altra insegnante. Era stato detto che la sua fisicità non era adatta alla danza e che doveva fare degli esercizi e che non si vedeva che frequentava danza da 7 anni. Tra l'altro la bambina non voleva dirmelo, ma per non darmi un dispiacere, e niente, poi alla fine ho saputo di questa cosa e ci sono rimasta io malissimo in primis. Una frase che ha ferito profondamente la bimba, ancor più visto l'amore profondo che nutre per la danza. Frequenta la scuola da 7 anni e vive per la danza, quindi questo commento l'ha colpita profondamente e l'ha fatta proprio rimanere malissimo. Una passione per il balletto racchiusa anche in una lettera che la bambina ha scritto. Per me la danza è come un organo e se me ne manca uno muoio, quindi questa è proprio la dimostrazione che proprio ha preso anche la bambina sbagliata a cui dire questa cosa. Come educatori abbiamo una responsabilità enorme, quella di trasmettere valori, costruire autostima, sostenere ogni bambino nel suo percorso. Commenti del genere non solo sono offensivi, ma rischiano di ferire profondamente l'autostima di una bambina che dovrebbe solo essere fiera dei suoi successi, del suo impegno e della sua passione, ha aggiunto Noviello, che ha denunciato l'accaduto sui social perché cose del genere, dice, non succedano più. Ho avuto tanta rabbia all'inizio, non sapevo, mi sono sentita anche impotente e ho scritto un post per dimostrare che queste cose fanno male alle bambine, perché ci mettiamo tanto tempo per costruire autostima in queste bambine, specialmente in un periodo delicato come adesso. Ben 2 atti vandalici nel giro di appena un paio di settimane si sono verificati nella parrocchia di Massanzago. I responsabili potrebbero essere individuati a breve. Gravi atti vandalici nella parrocchia di Massanzago. L'oratorio Don Bosco, nell'arco di 2 settimane, è stato oggetto di ben 2 episodi, il primo nella notte tra il 30 e il 31 agosto e il secondo tra il 9 e il 10 settembre. In entrambi i casi sono stati manomessi gli estintori presenti nelle stanze per imbrattare aule, tavoli, sedie e altri arredi. Danni che, oltre a creare un disagio economico, si ripercuotono su tutta la comunità che frequenta questo luogo. Secondo le prime prove raccolte dai carabinieri della caserma di Tre Baseleghe, i responsabili, presumibilmente dei giovani, potrebbero essere individuati a breve. La parrocchia, dal canto suo, ha scelto di non sporgere denuncia, nella speranza che chi abbia compiuto questi gesti deplorevoli si assuma la responsabilità e abbia il coraggio di farsi avanti. La speranza del parroco, Don Germino Zamprogna, è quindi quella che i diretti interessati si presentino a lui al più presto. È stata segnalata alla stazione dei Carabinieri di Codognè la scomparsa di Andrea Piovesana, di 31 anni, residente a Codognè. L'uomo è alto circa 1,80 m, di corporatura normale, ha capelli corti di colore scuro, barba corta e scura. Al momento dell'allontanamento indossava pantaloni di colore giallo ed una t-shirt di colore bianco. Chiunque avvisti l'interessato possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112.
L'agente investito nell'area di servizio della A4 è stato identificato il bandito in fuga. Si tratta di un romeno evaso dagli arresti domiciliari che ora è accusato di tentato omicidio. Ha un volto il bandito che venerdì dopo le 23 non ha esitato un attimo a spingere sull'acceleratore della BMW rubata su cui viaggiava e travolgere un capo pattuglia della Polizia Stradale di Padova, un agente di 45 anni nell'area di servizio della 4 Tesina Sud a Grisignano di Zocco. L'agente ha riportato diverse fratture e un profondo taglio a un sopracciglio, ma è stato dimesso dall'ospedale San Bortolo di Vicenza dove era ricoverato. Nel frattempo, grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio, il malvivente è stato identificato. Si tratta di un romeno evaso dagli arresti domiciliari, ripreso mentre beve un caffè e sale sull'auto rubata a Rho, nel milanese. Accortosi degli agenti che si stavano avvicinando dopo l'allert lanciato dalla centrale operativa, l'uomo ha investito il poliziotto lasciandolo a terra ed è fuggito. La BMW si è poi diretta verso il veneziano, dove è stata intercettata dagli agenti della Polizia Stradale di Venezia che l'hanno inseguito sino a Spinea, da dove, abbandonato il veicolo, è fuggito a piedi raggiungendo Santa Maria di Sala. Rubato un altro mezzo, il bandito si è diretto a Porto Gruaro. Qui ha sottratto un'altra BMW a una donna che per lo spavento è stata ricoverata in stato di shock e subito dimessa. Una fuga di cui si perdono le tracce in Friuli, a Rivignano Teor. Lasciata la BMW, il romeno si è impossessato di un furgone con il quale potrebbe aver varcato il confine diretto in Romania. Su suo capo pende adesso anche l'accusa di tentato omicidio. Le indagini continuano. Grave incidente questa mattina in via Tergola a Padova. Un uomo di circa 50 anni ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto e si è schiantato contro un muretto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno estratto dalla macchina e i sanitari del SUEM che lo hanno trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso centrale. La sicurezza è sempre una priorità per i cittadini. Le forze dell'ordine vanno attrezzate mentre c'è discussione sul taser adottato da alcuni comuni come Thiene, stiamo parlando del Vicentino. Si sperimentano anche soluzioni alternative come a Caldogno e ad Isola Vicentina, dove gli agenti di polizia locale sono stati dotati di un lazzo. In nome della sicurezza, la grande priorità dei veneti oggi più che mai è il rispetto delle regole, perché senza regole non c'è democrazia. Nessuno vuole il caos, nessuno vuole il Far West. Quindi le forze dell'ordine devono essere messe nelle condizioni di tutelare la legge, l'incolumità dei cittadini, dei commercianti, delle attività produttive. Alcuni comuni sono pronti ad adottare il taser, come Thiene, ovviamente nel rispetto dei protocolli. Ma la pistola elettrica, dopo i 2 morti in 48 ore a Olbia e a Genova, è al centro di un dibattito politico aspro. Ci sono però delle alternative. La polizia locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno e Isola Vicentina, infatti, è la prima realtà in Veneto a usare ufficialmente il bola wrap. Il termine probabilmente deriva da bola, uno strumento da caccia formato da una o più cordicelle ai cui estremi sono legate delle pietre che si fanno volteggiare prima del lancio, e da wrap, che significa avvolgere. In effetti, con il bola wrap ci troviamo di fronte a una sorta di lazzo che viene sparato e grazie a un cavo con dei ganci avvolge rapidamente le gambe di chi viene bloccato. Una soluzione sicura e non pericolosa. Ecco le immagini che documentano come funziona. Qui a collaudare il bola wrap è il sindaco di Isola Vicentina, Francesco Enrico Gonzo, che spiega perché è stato preferito questo sistema. Regole di ingaggio più semplici rispetto al taser sono state le ragioni che hanno motivato la scelta del bola wrap da dare in dotazione agli agenti del comando di Isola Vicentina e Caldogno. Si tratta di uno strumento che tutela maggiormente sia le vittime che gli agenti, e questo infatti si è dimostrato anche con la semplicità di utilizzo. Il taser richiede un'attenzione diversa ed è considerato a tutti gli effetti un'arma, mentre il bola wrap è un elemento che in qualche maniera impedisce i movimenti all'aggressore
e quindi al criminale viene in qualche maniera immobilizzato con un semplice laccio che viene sparato a un'altissima velocità. Quindi in questo caso siano tutelati sia gli agenti sia appunto il malvivente che sta tentando di scappare. Oltre al Bolarap, la polizia locale di Caldogno e Isola Vicentina ha ricevuto anche giubbotti antiproiettile e spray al peperoncino, a dimostrazione che l'impegno sul fronte della sicurezza è sempre più intenso e che ai cittadini bisogna dare risposte convincenti, in tal caso con un progetto di potenziamento reso possibile grazie a un finanziamento da 23.000 euro ottenuto da un bando regionale che, è il caso di dire, è stato preso al volo, anzi al lazzo. Era stato invitato a Jesolo per una serata, ma l'evento è stato annullato perché il trapper Baby Gang è stato arrestato a Milano, un fatto che ha suscitato qualche discussione in città. La discoteca dice fatti di cui non eravamo a conoscenza. Arrestato giovedì scorso in flagranza di reato per possesso illegale di arma da fuoco. Il trapper 24enne Baby Gang si trovava in un albergo a Milano. Nella stanza la polizia ha trovato una pistola con la matricola Brasa e il caricatore con 9 cartucce. Indagini che sono proseguite anche nella sua abitazione in provincia di Lecco, dove sono state trovate altre 2 pistole. Attualmente il trapper Zaccaria Moubib si trova nel carcere di San Vittore, ma sabato avrebbe dovuto esibirsi al Kings, nota discoteca di Jesolo, invito che ha creato scalpore e anche qualche malumore. Noi abbiamo fatto un lavoro anche per quanto riguarda la musica negli spazi pubblici, nei festival, nei concerti, e quindi non si troveranno mai trapper o nomi di questo tipo nel nostro palinsesto, quindi questo è un nome che ovviamente a noi non trova condivisione. Nonostante questo, il sindaco De Zotti fa sapere che l'amministrazione non ha voce in capitolo sugli artisti che strutture private decidono di far esibire, ma dietro le scelte in città è stato fatto un lavoro di prevenzione e consapevolezza. La città di Jesolo ha iniziato ormai da qualche anno un percorso per promuovere un divertimento libero, assolutamente libero, ma responsabile, quindi all'interno delle regole e la condivisione di messaggi improntati al rispetto della legge. Il lavoro fatto in questi anni dalle discoteche, dai locali in generale, è improntato alla serietà e quindi noi non abbiamo mai avuto problemi di ordine pubblico e sicurezza. Un invito che la discoteca aveva inserito nella sua programmazione ancor prima che si sapesse dei suoi precedenti. Eventi che sono sempre stati gestiti senza arrecare nessun tipo di disagio alla comunità, né tantomeno senza presidi di sicurezza, perché vengono investite importanti risorse nel personale di sorveglianza e anche in un sistema di ultima generazione di videosorveglianza, un palinsesto di 60 eventi, dentro al quale può essercene anche qualcuno che non aggrada i gusti o che magari diventa un personaggio discutibile. Oggi purtroppo il problema è sociale e non è sicuramente imputabile a un locale. Voltiamo pagina, continuano a salire i casi del virus chikungunya in provincia di Verona. A rischio adesso sono anche eventi pubblici e sagre. Sale a 46 il numero di contagi del virus chikungunya in Veneto. A livello nazionale ne sono stati registrati 208. Dopo Isola della Scala, anche Cavaillon entra nell'elenco dei comuni veneti colpiti. I casi sono tutti localizzati nella provincia di Verona, l'unica in regione attualmente interessata da questo focolaio. Il virus, che ha avuto origine il 6 agosto a Negrar, si è poi espanso ad Affi, Valpolicella, Villafranca e nel capoluogo. La cosa importante da dire è che questi sono casi che provengono dall'estero, quindi sono persone che vengono da paesi dove questa malattia è endemica e l'hanno portata nei nostri territori, ma si sono creati dei cicli autoctoni, cioè vuol dire che le zanzare del territorio hanno acquisito questo virus e lo stanno trasmettendo alle persone che vivono nella stessa area. Fortunatamente il virus non ha fatto vittime. Tra i sintomi più comuni: febbre, forti dolori articolari, mal di testa, affaticamento e rash cutanei. La diffusione, trasmessa dalla zanzara tigre, ha però già avuto impatti sugli eventi pubblici. 3 sagre sono state annullate, mentre la sagra del CEO è ripartita solo in forma ridotta. Ora l'attenzione è puntata sulla Fiera del Riso di Isola della Scala, in programma da questo fine settimana fino al 12 ottobre. È assolutamente importante, ed è quello che viene fatto, fare le disinfestazioni
disinfestazioni attorno al focolaio, cioè nella zona dove ci sono casi. È assolutamente inutile fare le disinfestazioni dove non ci sono casi, perché le disinfestazioni degli adulti servono a ridurre la trasmissione attraverso le zanzare e se non c'è il virus non serve fare queste disinfestazioni. Mi permetto invece di ricordare che è importante ovunque ridurre i focolai larvali, quindi i ristagni d'acqua soprattutto, e trattare i tombini con sostanze che possano uccidere le larve. Una buona notizia che è appena arrivata in redazione. Poco fa vi avevamo dato notizia della segnalazione di scomparsa di un 31enne residente a Codognè, Andrea Piovesana. Ebbene, proprio ora è arrivata la comunicazione che il giovane è stato ritrovato e sta bene, tra poco ritornerà dai familiari. Ed ora una storia che ha commosso tutto il Veneto, quella del piccolo Rayen di Padova che rischiava di trascorrere il compleanno senza amici. La madre del bambino affetto da autismo ha lanciato un appello e a decine si sono presentati per la merenda al parco. Io non mi aspettavo un riscontro così alto ed invece ha risposto Padova col cuore e la provincia di Padova. La gioia più grande di una mamma è vedere il suo bambino felice e Giulia, dopo il suo appello su Facebook, è riuscita a far trascorrere un compleanno speciale al suo Rayen. 10 anni e una festa che rischiava di essere senza amici, nessuno poteva partecipare. Rayen è un bimbo autistico e da tempo mamma Giulia sta cercando di trovargli un amico. Mi piacerebbe che lui potesse avere, ne basterebbe uno di amico in realtà, con cui poter condividere un pomeriggio al cinema, un pomeriggio al parco, ma dove Rayen e questo bimbo stiano assieme, non Rayen per conto suo e il bimbo con gli altri bimbi. Ciao, sono Rayen, mia mamma sta organizzando una merenda al parco per il mio compleanno. Io non ho molti amici perché sono un bambino autistico e non sono molto popolare fra gli altri bambini. Un post su Facebook che ha messo in moto una macchina della solidarietà e al parco delle Campanule in Piazza Azzurri d'Italia l'Arcella sono accorsi in centinaia. Famiglie di Treviso che sono venute a condividere il pomeriggio con noi e comunque tutte le persone che erano lì. Io del centinaio e passa di persone che erano lì personalmente ne conoscevo 6-7. Tutte le altre persone non le conoscevo, eppure c'era un clima di solidarietà, di armonia. Per Rayen una giornata speciale, per lui il regalo più bello è stata la compagnia e la gioia di tante persone accorse per festeggiarlo. È stato un pomeriggio incredibile, Rayen era davvero felice, la prima parte della festa gli è servita per ambientarsi in un contesto comunque per lui nuovo. Però passati i momenti iniziali di ambientamento lui era felice, sorrideva, salutava le persone, ringraziava per i regali che gli portavano ed è stato bene, si è sempre comportato bene ed era molto sereno. Sarebbero un migliaio gli anziani in attesa di un posto in casa di riposo a Vicenza. Il consigliere comunale di Forza Italia, Jacopo Maltauro, ha chiesto un incontro all'IPAB di Vicenza per avere un quadro della situazione. Ce ne parla lui stesso. Case di riposo e anziani in attesa. In qualità di consigliere comunale della città di Vicenza di Forza Italia ho chiesto un incontro alla direzione e alla presidenza dell'IPAB di Vicenza. Urgente, per capire la situazione, la fotografia, l'affresco che interessa le residenze per gli anziani nel nostro territorio. Ho incontrato il presidente Variati, un confronto lungo con un risultato. Sono più di 1000 gli anziani in attesa solo nella città di Vicenza, circa 10.000 in tutto il Veneto. Serve un'attenzione particolare da parte delle nostre istituzioni per la terza età. Il personale, gli OS, devono essere formati gratuitamente dall'istituzione regionale e va resa attrattiva una professione che purtroppo oggi è molto sfilacciata. Se manca il personale non riesce a girare la struttura che dà una garanzia di cura, di sostegno, di riposo ai nostri anziani. Allora su questo serve un impegno concreto, anche di natura finanziaria, e da questo punto di vista i nostri anziani non possono essere lasciati da soli. Vanno ridotte le liste d'attesa, vanno rafforzate le strutture che sono a disposizione e si deve andare verso un nuovo modello.
non solo case di riposo costose. Ad oggi una casa di riposo nella città di Vicenza innovativa può costare fino ai 15 milioni di euro, ma sperimentare, come avviene in altri paesi, in altre regioni, anche un modello di co-housing efficiente, un modello di appartamenti condivisi che possono essere vicini alle residenze per gli anziani e possono dare davvero un supporto efficace ai nostri vecchi. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati a Focus TG, ripartiamo con l'economia. Sono 2.400 le imprese in meno in Veneto rispetto all'anno scorso, aumentano i fallimenti e rallenta l'export. Il Veneto produttivo si sta fermando, è l'allarme lanciato dalla CNA regionale che chiama in causa anche la politica regionale. Sono dati preoccupanti che dimostrano un rallentamento dell'economia regionale. L'abbiamo visto anche nei confronti che facciamo con la Lombardia e con l'Emilia Romagna. La regione Veneto sta crescendo meno, anzi è in fase di calo dei dati economici e questo ci preoccupa. Tra le 3 regioni che fanno da traino all'economia nazionale, il Veneto sta passando da locomotiva a semplice vagone. I numeri resi noti a Marghera dalla CNA, elaborando i dati di Infocamere sul secondo trimestre 2025, rapportato allo stesso periodo del 24, hanno convinto l'Associazione degli Artigiani a lanciare un allarme drammatico. Il Veneto produttivo si sta fermando. Abbiamo un calo delle imprese rispetto all'anno scorso di 2.400 imprese solamente nella prima parte dell'anno, 1.200 di queste sono imprese artigiane. Ci sono un aumento dei fallimenti dei concordati preventivi e un calo dell'export complessivo di 239 milioni rispetto all'anno scorso, e tutto questo solamente all'inizio delle dichiarazioni delle attività sui dazi che devono ancora produrre gli effetti. Probabilmente è presto per dirlo, ma è possibile che ci si stia per trovare di fronte ad un caso Veneto, le cui cause sono parecchie, non ultima il rallentamento della Germania. Ma ciò non toglie che l'allarme sia tale da mettere in discussione persino il sistema di sviluppo economico che per decenni ha generato il benessere di questa regione. È chiaro che dovrà essere, secondo me, rivisto un po' il modello di sviluppo regionale rispetto al passato. Bisogna puntare di più sull'innovazione, sulla crescita, sulle nuove tecnologie, su attività con maggior valore aggiunto per dare una crescita maggiore al territorio nel suo insieme. E in questo ambito chiaramente il ruolo delle istituzioni della regione in particolare è molto importante. Proprio ciò che sta accadendo in regione rappresenta un ulteriore fattore di apprensione. Il periodo di transizione che in vista delle elezioni porta ad un esercizio provvisorio determinerà l'arrivo di provvedimenti di politica economica solo entro i primi mesi dell'anno prossimo. Un rallentamento amministrativo che arriva proprio nel momento in cui alla politica sono chieste risposte urgenti. E ad Albano Terme si è svolto l'assemblea della CGIL del Veneto, era presente anche il segretario generale Maurizio Landini. Dal sindacato un appello: serve ridare potere d'acquisto ai lavoratori. Un cantiere navale e un imprenditore che invece di navigare hanno fatto acqua da tutte le parti. È l'immagine che restituisce l'indagine della Guardia di Finanza di Trieste, che ha portato alla luce un buco da oltre 8 milioni di euro e al sequestro. Noi intanto proponiamo di andare a prendere i soldi dove ci sono per fare degli investimenti in questi ambiti che ho citato. Pensiamo soprattutto all'evasione fiscale, ma anche alle grandi ricchezze che in questi anni si sono create, quindi agli profitti e agli extra profitti che pensiamo debbano essere tassati maggiormente. Pensiamo che prima di tutto debba essere restituito a lavoratori e pensionati il fiscal drag, cioè quella quota in più che hanno versato con gli aumenti, quindi sforando con le aliquote che hanno ridotto anche quell'effetto eventualmente positivo che potevano avere dagli aumenti contrattuali o dalle rivalutazioni delle pensioni. Queste le proposte della CGIL Veneta al governo in vista della legge di bilancio. Ridare potere d'acquisto ai lavoratori è il tema fondamentale. Se ne è parlato ad Albano Terme all'assemblea che riunisce tutte le categorie del sindacato alla presenza del segretario generale Maurizio Landini. Il Veneto deve ritrovare slancio nella manifattura. Veneto ci
preoccupa il declino, di fatto lo chiamo così industriale, perché di fatto vediamo sempre più crisi aziendali, ore di cassa integrazioni molto importanti e intere filiere messe in difficoltà, dall'automotive alla moda, al termomeccanico, ma anche il legno sta soffrendo. Servono interventi per bloccare questa situazione, per invertirla, e serve mantenere i posti di lavoro, perché il rischio di perdita dei posti di lavoro c'è. Garantire l'occupazione e trovare fondi per il sostegno alle aziende, le azioni da mettere in campo. E ripetere il blocco dei licenziamenti, così come è stato fatto durante il Covid, e soprattutto di utilizzare le risorse PNRR e anche i fondi europei per rilanciare le aziende manifatturiere nella nostra regione. I finanzieri di Trieste hanno concluso un'indagine nei confronti di una società con sede a Palermo, operante stabilmente in subappalto in Friuli Venezia Giulia per Fincantieri, sequestrando circa €500.000 di beni e disponibilità finanziarie, profitto di reati fallimentari e tributari. Un cantiere navale e un imprenditore che invece di navigare hanno fatto acqua da tutte le parti. È l'immagine che restituisce l'indagine della Guardia di Finanza di Trieste, che ha portato alla luce un buco da oltre 8 milioni di euro e al sequestro di beni e disponibilità per circa $500.000. Al centro della vicenda è una società con sede legale a Palermo, ma attiva stabilmente in subappalto in Friuli Venezia Giulia, nell'orbita di un operatore della cantieristica del capoluogo giuliano. Secondo gli investigatori coordinati dalla Procura di Palermo, l'azienda, parte di un gruppo con un giro d'affari superiore a 6 milioni di euro, è stata dichiarata in liquidazione giudiziale a causa di un indebitamento crescente e ormai fuori controllo. Ma il collasso non è stato soltanto il risultato di cattiva gestione. Le indagini hanno documentato un vero e proprio disegno fraudolento orchestrato dall'amministratore socio unico. Per anni sarebbero stati falsificati i bilanci societari con lo scopo di nascondere il dissesto e guadagnare tempo, mentre nel frattempo venivano distratte somme ingenti dalle casse aziendali. Denaro dirottato su conti personali o speso per fini privati. Viaggi, concerti, resort di lusso, monili e orologi di marca. Tutto a discapito dei creditori e dei dipendenti, molti dei quali trasferitisi da altre regioni, rimasti senza le retribuzioni dovute nonostante turni di lavoro lontani da casa. La malagestione ha gonfiato il passivo fino a superare gli 8 milioni, aprendo la strada a un procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Condotte che non solo hanno danneggiato lo Stato e i fornitori, ma che hanno minato le regole del mercato, penalizzando le imprese sane e chi lavora nel rispetto della legalità. Le perquisizioni condotte a Trieste e Palermo hanno consentito di rintracciare beni aggredibili riconducibili all'imprenditore, sottoposti a sequestro insieme a disponibilità finanziarie per circa 500.000 euro. L'uomo è stato denunciato e la sua posizione è ora all'esame della magistratura, fermo restando il principio di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Ed ora apriamo la pagina della politica. Lite in diretta ieri sera a Ring tra Roberto Marcato e Gian Antonio Darè. L'assessore regionale leghista, scontento del Carroccio e in odor di corsa solitaria, sembrava essersi avvicinato alla lista Liga Veneta Repubblica di Darè, ma le vecchie ruggini sul congresso regionale del Carroccio hanno fatto riesplodere la polemica e bloccare ogni dialogo. Avete infranto un sogno, quell'espressione di Roberto Marcato, quando si fece indietro la candidatura del congresso regionale contro Stefani. Non c'entra niente da re su quella non c'entra niente da re. Lo sai benissimo. Voglio essere un signore, non... No, se no che ci state a fare? Siamo tutti dei signori. Quando ci si candida si va in guerra sempre. Io sono sempre andato e ci vado anche in questo frangente. Cioè non doveva ritirare la candidatura, doveva andare avanti. Esatto, allora se ti candidi vai avanti. Lei qua disse, ho trovato. Ma scusate, il candidato trevigiano che hanno proposto loro. Loro. Chi è che se l'ha inventato? Chi è che se l'ha inventato? Non se l'ha inventato Tony Darè, se l'ha inventato un certo Paolo Copo, dove che tu sei andato a parlare per primo e quindi gli affari vostri gestiteli tra di voi. Non parlate di Tony Darè, che su quella cosa non c'entra assolutamente niente. Io ero sicuro di non votare Stefani. Lui aveva anche detto, me lo ricordo bene una volta da voi, ha detto vedrete, e non mi sbaglio, che Marcato si è tolto dalla candidatura perché gli hanno promesso
il seggio a Bruxelles. Chi l'ha detto lui. Chi gli ha detto? Tu l'hai detto, tu. Quando? No, Antena 3. No, caro sì, bello. anche a Rete Veneto. No, caro bello. No, guarda, ti sei ritirato perché non avevi neanche le firme per l'appoggio di candidatura. Questa è la verità, caro Roberto Marcato. Ma cosa si Tanto è vero che Manzato ti ha proposto ma cosa stai noi dicendo? ti davamo le linee. Ma cosa stai dicendo? Questa è una puttanata di portata colossale. Tony, non avevi io al posto tuo manterrei un contegno e metterei la pietra sopra perché sai come sono andate le cose. Tu hai detto qui e anche a Rete Veneto hai detto si è tolto dalla candidatura perché gli hanno promesso il seggio a Bruxelles. Mi risponde non questa. mi pare che sia a Bruxelles. Cioè, stai dicendo stupidaggini e mi dispiace, visto che la metti così, Tony, perché le candidature non le fa da re, a Bruxelles le fa solo Salvini. Visto che hai detto sta cosa qua che è una bugia, con me lasciami pure perdere. Sono abituato a parlare con persone di parola. Lasciami no, guarda che io la parola non me la mangio mai mangiata. Allora, Roberto, mi sento di dire che non troverete una strada comune, né potrebbe essere lei il candidato governatore della Liga Veneta. Io con i bugiardi no, il bugiardo sei tu, perché le firme non le avevi. No, è colpa mia. Non dare le bugiarde agli altri. È andata così. È andata così. Lasciami stare. Per lei la ricostruzione di Comando allora è diversa di quello che dice Tony, perché ma non ne voglio lui c'era tra coloro che tirarono fuori la candidatura contro. Ha detto una cosa grave su cui io non intendo sorvolare, ma ha detto una cosa grave per cui mi ero leggermente riavvicinato a lui con questa roba che ha detto. Ritorniamo lontani come era prima. Le nostre strade sono divise e saranno divise per sempre. Allora 21 e 42, cioè quindi anche se lei va da solo, perché la Lega non la dovesse ricandidare, mettiamo così. Stasera no, assolutamente. Con lui non parlo più, basta. Dunque diciamo che c'è una certa amarezza all'interno del centrodestra, c'è anche uno stallo sulla scelta del candidato alle prossime elezioni regionali. Un appello a decidere in fretta arriva da Forza Italia, dal coordinatore provinciale veneziano Forcolin, ex anche lui storico leghista, che lancia frecciate al Carroccio postando una lettera di 2 anni fa firmata da Giancarlo Gentilini. Un po' di malumore, un po' di mal di pancia per quello che la Lega ha fatto e mi ha fatto nel 2020 emerge, e quindi pensare a quelle parole così lucide di un uomo che le ha scritte di pugno oggi in un mondo social, fatta da un uomo che l'ha scritta a 94 anni con tanta lucidità, mi ha detto, ho pensato tra me e me, è giusto che si sappia. La Lega attuale ha avuto il coraggio di abbandonare un uomo che era il degno erede di Zaia. Così scriveva Giancarlo Gentilini nel 2023, destinatario quel Gianluca Forcolin che aveva appena lasciato la Lega per Forza Italia ed ora, da coordinatore provinciale degli Azzurri nel Veneziano, è uno degli uomini di Flavio Tosi in campo per la corsa alle regionali. Luglio 2023 erano i mesi in cui Forcolin aveva rotto con il Carroccio dopo il caso rimborsi Covid che l'aveva travolto suo malgrado, visto che tali rimborsi non erano mai stati percepiti. Una vicenda che gli era costata la candidatura alle elezioni 2020 e un ostracismo che lo stesso Gentilini definiva sacrilega inquisizione, denunciando l'assenza di ravvedimento o mea culpa da parte della Lega e condendo il tutto con un Zaia tace sempre. Forcolin posta la lettera su Facebook e non è un caso lo faccia in giorni di fibrillazione per il centrodestra veneto. Me la sentivo talmente dentro in questo tsunami politico dove insomma stiamo vedendo grandi paginate che sono quelle che stanno emergendo tutti i giorni per il candidato, per le liste eccetera, e mi è venuto in mente quell'uomo retto che è Giancarlo Gentilini, che è stato sempre il mio mentore anche quando ero sindaco a Musile di Piave, e quindi è sempre stato uno che mi ha dato delle dritte sul come deve comportarsi un buon amministratore. E un buon amministratore, sembra dire Forcolin, non può e non deve far aspettare il territorio. Lo stallo del centrodestra resta la spina nel fianco di tutta la coalizione. Noi abbiamo una partita che è pressoché vinta perché in Veneto insomma il centrodestra ha percentuali importanti, ma posso dirlo personalmente non stiamo facendo bella figura, nel senso che abbiamo tutte le carte in regola per oggi trovare il candidato. I cittadini e i veneti hanno bisogno oggi di risposte, quindi credo
che si sia assolutamente in ritardo e si debba trovare il candidato migliore per dare una guida e un'amministrazione regionale che sia in grado di dare risposte ai veneti, al mondo delle imprese, all'economia, ma soprattutto alla sanità e sociale, che stanno chiedendo risposte. Invece oggi i talk show, i media eccetera stanno parlando più di spartizioni e di equilibri che di veri e propri programmi elettorali. Non ci sono preclusioni sui nomi, l'importante è partire perché mancano 2 mesi e noi dobbiamo parlare di programmi e non appunto di spartizioni. Tutto questo mentre si avvicina Pontida 2025, che ora Forcolin guarda da lontano e con un evidente, chiaro distacco. È un raduno che ha cambiato pelle. Se si pensava 30 anni fa alla Pontida e alla Pontida di oggi è completamente cambiata, ma ripeto, per me è una pagina che ho già voluto voltare. E per appunto il popolo leghista si prepara a Pontida, ma restano le tensioni con Fratelli d'Italia e l'incognita sulla variabile Vannacci. Spero che in questa Pontida si possano definire e capire esattamente le strategie per il Veneto. Noi veneti siamo particolarmente in apprensione in questo momento perché dobbiamo sapere quale sarà l'indicazione ufficiale per il candidato presidente e quale sarà la strategia per la regione del Veneto per i prossimi anni. Il sogno inconfessato dei leghisti in questi giorni è un Matteo Salvini che dal palco sul pratone di Pontida 2025 ufficializza il nome di Alberto Stefani per il centrodestra a Palazzo Balbi. Chiudiamo a giorni sul nome, sottolinea oggi lo stesso Salvini. Sarebbe la quadratura del cerchio aperto dallo stesso segretario federale a Oppeano e che tanti mal di pancia ha creato in Fratelli d'Italia. Loro, i meloniani, restano lapidari. Non credo che Pontida sia, come dire, un evento che possa cambiare i destini della scelta. Credo che sia solo una questione appunto di incontro tra i leader. Chi di stallo ferisce, di stallo perisce, verrebbe da dire. Stefani ha già iniziato il suo tour? Poco male. I meloniani sono sul campo da tempo, spiega Borgia, che ribadisce: i giochi non sono fatti e Palazzo Balbi a guida Fratelli d'Italia è ancora un'ipotesi concreta. Ce lo meritiamo. Alle ultime elezioni politiche abbiamo preso il 32%, alle ultime elezioni europee abbiamo preso il 37%, abbiamo conquistato molti municipi, siamo in mezzo alla gente, c'è un radicamento importante nella Marca Trevigiana dove un tempo era feudo, no? Leghista, oggi invece ci siamo anche noi, per cui il mio impegno è perché Fratelli d'Italia possa esprimere il candidato governatore. Bisogna però andare a dirlo ai leghisti che in massa si preparano per l'appuntamento atteso di domenica, sottolineando come il nome di Stefani abbia un significato ulteriore. Porta con sé quel valore aggiunto rispetto ai giovani, no? Quando si parla anche di transizione, di ricambio generazionale, la Lega è in grado di offrire queste opportunità con giovani che siano sicuramente all'altezza di ricoprire ruoli come quello del governatore della regione del Veneto. Una Pontida che, nonostante i malumori interni, conferma il suo legame a destra con l'annunciata presenza del delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella. E una Pontida che vedrà sul palco Roberto Vannacci per la prima volta da vice Salvini. È organico al partito, è uno dei nostri vice segretari e quello che dobbiamo fare noi leghisti è dare un messaggio di compattezza e di unità, perché in questa compattezza, in questa unità sta il valore aggiunto della Lega da sempre. Ha dimostrato il suo valore aggiunto con le elezioni europee. Ci sono altri contesti, specialmente quelli amministrativi, che magari qui dalle parti nostre fanno un po' fatica a trovare riscontro amministrativo, ed è questo il piano secondo me sul quale bisogna ragionare, uno politico e l'altro amministrativo. Siamo chiamati ad elezioni sostanzialmente amministrative, ancorché abbiano naturalmente la loro caratterizzazione politica, ma è sul piano amministrativo che io mi concentro. E torniamo a Bassano del Grappa, dove anche l'ex sindaca Elena Pavana ha ricevuto un avviso di garanzia in merito al crollo di un soffitto avvenuto a gennaio alla scuola Pascoli. La caduta dei calcinacci della scuola Pascoli porta i suoi effetti anche agli anni passati, a chi nello specifico era alla guida del comune prima di Nicola Finco. Elena Pavan, raggiunta a sua volta da un avviso di garanzia con l'ipotesi di crollo colposo, spiega quale fosse lo stato dell'edificio durante il suo mandato. Era oggetto di valutazione, infatti nel corso del mio mandato era stato affidato l'incarico ad uno studio tecnico di valutare lo stato di quella scuola e anche quali fossero gli adempimenti per la sua messa a norma.
Era di 330.000 euro il costo per l'intervento previsto dalla Giunta Pavan, ma lo stanziamento non bastava. Questo progetto ha stabilito che le cifre che servivano erano superiori, ma essendo a ridosso delle elezioni non è stato possibile fare la variazione di bilancio, perché appunto nei 6 mesi prima delle elezioni si può procedere solo con l'amministrazione ordinaria. La Pascoli non aveva dato segni di cedimento, ma era stata oggetto nella campagna elettorale 2024 di una proposta. L'abbattimento della scuola della Pascoli e insieme alla Bella Vitis per crearne un nuovo polo chiaramente adeguato alle nuove normative, adeguato alle nuove esigenze nei pressi della parrocchia della Trinità. L'interrogatorio di Elena Pavan è previsto intorno a metà ottobre, senza compromettere la campagna elettorale per le regionali. Un avviso di garanzia non è una condanna, quindi si farà tutto quello che c'è da fare e lei potrà andare a testa alta e tranquillamente anche per le prossime regionali. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati in diretta con Focus TG. È partita la Sacra Famiglia, un quartiere di 7.000 abitanti di Padova, la raccolta differenziata. Sul piede di guerra i residenti che stanno organizzando una nuova protesta per il 4 ottobre. Vediamo perché. Questa è un'isola ecologica della zona AT, quindi con il conferimento a tessera dell'umido e dell'indifferenziato, e come possiamo vedere questi sono i problemi che abbiamo già e che sicuramente adesso avanzeranno quando toglieranno i vecchi cassonetti. Vedete qua? L'umido è tutto per terra perché i cassonetti sono pieni, le persone sono incivili, ma sostanzialmente probabilmente l'isola non è ben organizzata. Porta a porta avviene il quartiere della Sacra Famiglia, dove i cittadini sono sul piede di guerra. Accanto ai bidoncini le famiglie e le attività avranno a disposizione dei cassonetti stradali apribili con tessera per il secco e l'umido, ma a molti mancano le chiavi e la preoccupazione più grande è quella che situazioni come questa nell'isola ecologica tra via Savona e via Siracusa possono diventare la normalità. Abbiamo delle isole ecologiche nella zona AT che non sono sorvegliate e che in questo istante fanno da accumulo di rifiuti di tutta Padova, direi, perché abbiamo veramente delle situazioni di grandissimo degrado. Abbiamo delle situazioni urbanistiche all'interno del quartiere che non sono state studiate e non sono state gestite bene. Faccio l'esempio di tutti i commercianti di Piazzale Firenze. Ci sono delle strade che presentano delle conformità estremamente particolari, hanno fatto presente il problema, non gli hanno risposto nulla. Un esempio di strade con gravi problemi è via Libia, dove molti residenti sono anziani e ci sono anche condomini senza giardino. È una situazione in cui non c'è posto. In quei casi ACS, AMGA piuttosto che il comune devono tener conto di queste differenze. Via Libia fa parte delle aree più a disagio. Siamo disperati. Ho incontrato un signore che stamattina di 78 anni e dove c'è che vado adesso a buttare immondizia da domani? Perché sono disorientati. Contro la raccolta differenziata porta a porta, i residenti stanno organizzando una protesta per il 4 ottobre alle 11:30. Vogliamo che la Sacra Famiglia rimanga il quartiere bello, pulito e ordinato come è sempre stato, e continueremo imperterriti fino a quando non vedremo che veramente le cose non faziose o strumentali come qualcuno ci sta accusando di fare, proprio oggettive, non verranno sistemate da questa amministrazione. Questo quartiere non cadrà nel degrado. Ed ora a Bassano del Grappa, dove da oggi è iniziata la settimana della mobilità sostenibile. 6 giorni di attività, convegni, iniziative animano fino a domenica il centro e i quartieri di Bassano in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile. Il Bassano in Movimento è un progetto molto ricco di appuntamenti e si andrà nelle scuole primarie, in 3 scuole primarie, a fare attività di guida sicura in bicicletta con i bambini, per far sì che i bambini siano consapevoli di che cosa vuol dire essere in bicicletta sulla strada e saper muoversi con
in sicurezza. Le scuole coinvolte sono la Vittorelli, la 25 Aprile e la Canova. Sono invece 14 quartieri che hanno aderito alla proposta di fare a piedi 1 chilometro al giorno. Vuole essere proprio uno stimolare a una pratica quotidiana di camminata e di mobilità, che significa salute, ma significa anche in qualche modo favorire la socializzazione e l'incontro. Abbiamo chiesto l'aiuto ai quartieri della nostra città, che hanno individuato un percorso della lunghezza più o meno di 1 chilometro, da mettere a disposizione degli abitanti del quartiere, affinché questa pratica possa essere in qualche modo possa diventare un'abitudine da utilizzare quotidianamente. I dettagli dei percorsi e tutto il calendario delle iniziative sono consultabili sul sito del Comune. In questi giorni la loggia municipale ospita una mostra fotografica sulla mobilità a 2 ruote. La settimana culminerà domenica al Parco Ragazzi del 99 con Città dello Sport. Una grande manifestazione per i nostri bambini e le nostre bambine, la 19ª edizione. Parteciperanno ben 44 associazioni sportive e 24 sport, quindi una grande festa dello sport bassanese, e speriamo ovviamente nel bel tempo, una grande partecipazione da parte dei nostri bambini. L'anno scorso erano circa 2000, ci aspettiamo anche ulteriormente una forte crescita. Domenica campale a Marostica che scalda i motori in vista della partita a scacchi del 2026 con le nuove Leonora e Oldrada. 2 giorni di rievocazione in centro storico con il gran finale della proclamazione di Leonora e Oldrada e con l'appuntamento alla partita a scacchi l'anno prossimo. Va in archivio con un pienone da 12.000 visitatori la manifestazione Marostica 1454, che ha visto appunto le 2 nuove protagoniste della storia legata allo spettacolo celebre in tutto il mondo. Si tratta della 20enne studentessa di architettura Francesca Pegoraro e di Benedetta Pellizzer, 23 anni, che studia giurisprudenza. La prima interpreterà Leonora, la seconda Oldrada, che hanno un ruolo centrale nella storia raccontata dalla partita a scacchi viventi. Leonora, la bella figlia del governatore, fa infatti innamorare i nobili Vieri da Vallonara e Rinaldo d'Angarano, e il padre di lei la darà in sposa a chi vince la partita a scacchi. Al perdente viene data in sposa invece Oldrada, sorella minore del governatore veneziano, in una storia immortale che si rinnova ogni 2 anni sulla bella piazza marosticense. La città murata è stata teatro di un weekend reso magico dai gruppi medievali provenienti da tutto lo stivale, fra sfilate, cortei storici e spettacoli di sbandieratori. L'occasione è stata inoltre propizia per firmare il patto di amicizia tra la Pro Marostica e gli sbandieratori dei borghi e dei sestieri fiorentini. Da Marostica, dalla provincia di Vicenza, ci spostiamo a quella di Venezia. Andiamo sulla riviera del Brenta per un corteo acqueo che si è svolto da Stra a Malcontenta. Abbiamo qui un fulcro Villa Pisani, fa 150.000 visitatori all'anno. È uno dei gioielli storico-artistici del Veneto, ma Villa Pisani a Stra è anche un volano turistico per tutta la riviera del Brenta. E le oltre 20.000 persone che hanno assistito al Naviglio Acqueo della 47esima edizione di Riviera Fiorita sono la testimonianza di quanto questo territorio possa e debba investire in accoglienza turistica, soprattutto straniera. Questo sarà uno degli obiettivi, ci stiamo lavorando con la conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta in modo tale di essere sempre più attrattivi per il turismo straniero, ma ovviamente anche per quello italiano, e aggiungo anche per quello di prossimità. Perché da piccole indagini, da piccole analisi personali ho scoperto che molti residenti in Riviera non hanno ancora visitato Villa Pisani, ad esempio. Ecco allora che eventi come il corteo acqueo, composto da 50 imbarcazioni configuranti i costumi del Settecento veneziano, non sono solo rievocativi, ma dovranno sempre più coniugare la storia allo spettacolo culturale, con una sensibilità verso l'ambiente, come ha dimostrato la presenza di diverse associazioni cicloturistiche alla vogata dal Ponte dell'Orologio di Stra fino a Malcontenta. Riviera Fiorita naturalmente in questi anni è cambiata, perché era partita come una manifestazione di protesta per lo stato di degrado che aveva il Naviglio, e adesso è diventata una delle manifestazioni più importanti della Riviera del Brenta, dove lega cultura, sport e tante attività collaterali che rispecchiano tutta la Riviera del Brenta. Tra le imbarcazioni importante il ritorno di associazioni da Venezia. Abbiamo riallacciato i rapporti solidi con il Comune di Venezia e ha concesso le 9 caorline e una bissona
che vanno a implementare il parco barche che c'è quest'anno in Riviera Fiorita. Un corteo acqueo che ha sostato in più approdi, abbinando Riviera Fiorita ad altri eventi, confermando come territorio e iniziative possano ulteriormente sviluppare una filiera turistica capace di attrarre capitali, ma soprattutto giovani imprenditori. Infatti Riviera Fiorita, a dati alla mano, il periodo di Riviera Fiorita aumenta le presenze qui in Riviera del Brenta, e perciò è uno stimolo anche per chi va a visitare Venezia, deve venire in Riviera del Brenta, perché territori come il nostro, con le ville che abbiamo, in giro non ce ne sono. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi questa sera dalle 21:20 il nostro talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.